Domenica 25 marzo si sono celebrate le finali dei campionati FIPAV provinciali della categoria Under 16 maschile e femminile. A Legnaro le ragazze del Pool Patavium hanno conquistato il titolo battendo al tiebreak l'Amat Volley Project. A Fratte di Santa Giustina in Colle, intanto, i ragazzi del Pool Volley ottenevano l'accesso alla fase regionale strappando il terzo posto al Team Volley 2007. Questi commenti dei dirigenti sui risultati delle rispettive squadre. Questa squadra è nata circa 3 anni fa, siamo partiti dall'Under 12 mista, dopo si sono aggiunti dei ragazzi, la maggior parte sono 97, qualcuno del 96 e abbiamo del 98. La squadra ci ha dato soddisfazioni, l'anno scorso abbiamo vinto il titolo provinciale primavera, Under 16, quest'anno l'obiettivo era qualificarci in eccellenza, è andata più che bene perché siamo arrivati a fare le fasi finali, purtroppo abbiamo pagato un po' l'inesperienza. Tutto è di buon auspicio per il futuro, per i prossimi anni, sperando che si aggreghino altri ragazzi di aumentare le nostre risorse umane. Siamo contenti di questo terzo posto, però le nostre prospettive erano quelle un po' migliori, sebbene che è stata una buona annata perché si puntava per la finale per il primo e secondo posto, poi per vari motivi, malattie, infortuni ci ha portato a fare questo, però siamo contentissimi perché adesso almeno siamo nel girone regionale e speriamo di, recuperando tutti i ragazzi, di fare il miglior risultato al regionale. Quindi è stata una ottima annata, non solo questa ma anche abbiamo altri ragazzi più piccoli che stanno venendo su bene. La finale maschile del Memorial Enrico Zamengo si è svolta presso il Palasport di Loreggia. È stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la prematura scomparsa del grande Vigor Bovolenta. Abbiamo raccolto la testimonianza dolorata di un suo ex compagno di nazionale. La giornata è cominciata molto male perché abbiamo avuto la notizia della scomparsa di Vigor. Io ho avuto il piacere di giocarci in nazionale molti anni, quindi quando ho sentito questa cosa veramente all'inizio non volevo crederci. Dopo pian piano è cominciata a entrarmi nella testa e ho ancora i brividi adesso a parlare di lui, mi sembra impossibile parlarne come se non ci fosse più. Valsugana Volley e Astra Volley si sono qualificate per i regionali, ma solo la prima potrà fregiarsi del titolo di campione provinciale Under 16. Siamo molto soddisfatti di questo grande risultato e ci abbiamo messo molto sacrificio e molta voglia. Niente, all'inizio abbiamo un po' stentato in certe partite, magari ci siamo anche lasciati un po' andare, ma poi a mano che andavamo avanti abbiamo trovato sempre più una grande unità di gruppo e che ci ha aiutato alla fine a vincere le partite più difficili. Niente, per quello che verrà adesso noi punteremo il più alto possibile, sempre con la stessa voglia e con lo stesso impegno che ci abbiamo messo fino adesso. Noi siamo arrivati quest'anno alle ultime partite in cui sicuramente non stavamo giocando la migliore pallavolo della stagione, però sono riuscito a convincere i ragazzi che anche quando non si è al massimo o comunque non si gioca benissimo si può vincere, dipende dalla voglia che mette in campo la squadra di lottare su ogni pallone. Ecco le opinioni dei vice campioni dell'Astra Volley. Sono contento del risultato finale della nostra squadra in quanto ci siamo posti l'obiettivo all'inizio stagione di arrivare in finale provinciale e perché appunto l'anno scorso abbiamo perso in semifinale e ecco, abbiamo avuto molte difficoltà soprattutto in battuta e in appoggio nei primi 2 set. Poi nel terzo e il quarto siamo riusciti a correggere questi nostri errori, ma ce l'abbiamo messa tutta e basta, è andata così, insomma, come doveva andare. Adesso ci aspetta un campionato regionale dove andremo per fare esperienza, dove si vedranno i nostri limiti sicuramente, però noi siamo là apposta per crescere e penso che comunque vada sarà un'ottima esperienza. E anche noi commentiamo, comunque vada ragazzi, sarà un successo!